Beh, siamo davvero contenti di inaugurare e presentare oggi questa mostra su Pinocchio grazie alla collaborazione con la Fondazione Zavrel. A noi della LILT, della Lega Tumori della delegazione di Vittorio Veneto, per noi è una cosa molto importante, è un evento anche prestigioso perché si svolge in questa bellissima sede di Villa Croz qui a Vittorio Veneto e parla dei disegni per bambini, quindi qualcosa di, come dire, di empatico, qualcosa di molto vicino secondo me anche ai nostri valori, alle nostre attività. È una cosa che ci fa piacere perché ci permette di farci conoscere e per noi è molto importante. Noi, come tutti voi sapete, facciamo tutta una serie di servizi a sostegno dei malati oncologici, in particolare i trasporti per esempio nei luoghi di cura. Riusciamo a farlo in un'area vastissima che va da Moriago fino a Cordignano e riusciamo a farlo gratuitamente, ma nella misura in cui la gente ci conosce e ci chiede aiuto. E a volte purtroppo capita che della gente non riesce perché non sa che magari noi svolgiamo questo servizio. Questa mostra serve sì a offrire un'opportunità culturale come quella che poi vedrete nelle immagini, ma soprattutto a farci conoscere, forniremo del materiale appunto su come contattarci e come usufruire dei nostri servizi e aiutare ancora più gente di quella che aiutiamo gratuitamente ogni giorno, tutti i giorni dell'anno. Siamo molto onorati di essere qui a Vittorio Veneto con questa mostra, una mostra importante che è stata fatta a Sarmede nel 2001, portata in molte città europee e addirittura in 30 città italiane, e questa mostra rappresenta in un certo senso la vita di un burattino che è stato, diciamo, centrale come fiaba in tutto il mondo. Diciamo che la mostra si suddivide in due settori. Da una parte abbiamo l'abbecedario di Pinocchio, con le opere che incominciano per ogni lettera, e poi abbiamo i grandi illustratori internazionali e italiani, soprattutto come Innocenti e Luzzati, che hanno illustrato questa bellissima fiaba. Quindi noi siamo felici di essere qui a Vittorio e vogliamo dare sponda anche alla prossima mostra che faremo a Sarmede il 9 novembre, che sarà tutta concentrata sul tema del gioco e avrà come ospite internazionale un'iraniana, Narges Mohammadi.